Oggi giornata di San Gerlando. San Gerlando è il patrono di Agrigento. Ricordare San Gerlando significa ricordare una grande figura di vescovo, perché è stato il più grande vescovo del secondo millennio. A San Gerlando toccò il grande compito di rievangelizzare la Sicilia, la diocesi di Agrigento, dopo che furono cacciati i musulmani. E dunque lui si presenta come vescovo, come apostolo, come colui che è inviato ad annunziare il Vangelo, a rifondare la Chiesa agrigentina, perché i musulmani avevano spiazzato tutto. Ricordare dunque San Gerlando significa il dovere di ogni credente di portare l'annunzio ai lontani, l'annunzio di Gesù risorto, di Gesù che è la nostra speranza, soprattutto nei momenti difficili in cui un popolo vive. E oggi noi stiamo vivendo un momento drammatico con questa diffusione dell'epidemia ed è giusto e doveroso avere fiducia, anche ricordando l'opera di evangelizzazione di questo grande vescovo che fu appunto San Gerlando. Ricordare San Gerlando significa nello stesso tempo avere fiducia verso una Chiesa che sia missionaria, significa anche guardare con serenità al futuro, significa riuscire a dialogare nella complessità in cui oggi noi ci troviamo, ma significa anche riproporre il pensiero evangelico in una società oggi segnata dal cosiddetto pensiero debole e dunque da una forma di nichilismo. San Gerlando dunque è grande perché è una luce, è una stella che brilla in un momento difficile in cui il popolo si trova. Ricordiamo che stasera noi avremo un momento bello qui ad Agrigento perché ci sarà la processione in onore di San Gerlando e siccome San Gerlando è il nostro padre, il nostro protettore, è giusto che noi, come figli, siamo presenti attorno a San Gerlando.